Governatore, oggi questo sopralluogo, questa visita alla Sissa, una realtà importante che ha trovato connessioni importanti con le aziende, con il territorio. Sì, devo dire un'innovazione basata sull'altissima ricerca, sull'alta specializzazione, che è un fiore all'occhiello, non credo del Friuli Venezia Giulia né tantomeno italiano, ma penso europeo perlomeno. C'è una collaborazione con università di tutta Europa e anche statunitensi, e penso che noi, avendo in casa anche questi centri di eccellenza, dovremmo essere in grado di sfruttarli anche per ottimizzare, penso, a tutti quei percorsi della pubblica amministrazione. Penso per esempio alla gestione dei dati e il poter utilizzarli nel miglior modo possibile, perché questo vuol dire ottimizzare le risorse, spendere bene i soldi e garantire il miglior servizio possibile ai cittadini. Ce l'abbiamo in casa, una follia non farlo. Anche perché gli stessi progetti, quello, la parte informatica, è sostenuto dalla Regione che proprio convintamente crede in questi progetti che poi hanno una connessione importante con la vita dei cittadini. Io penso per esempio a quanto stiamo puntando sulla sanità, con l'azienda zero, su cui la parte informatizzazione e innovazione dovrà essere il cuore, perché vuol dire migliorare i servizi ai cittadini, arrivare a casa loro per poter dare le risposte a cui necessitano. Penso per esempio che proprio la collaborazione con enti di ricerca di questo tipo possano permetterci di avere un governo della sanità e dare risposte ai cittadini in modo eccellente, anzi probabilmente, se avessimo un pochino di lungimiranza, diventeremmo la prima regione in Italia a sperimentare processi di questo tipo, che vuol dire migliorare la vita dei cittadini.